è stato già firmato il decreto dello stato di crisi da parte del Presidente, uno stato di crisi aperto, nel senso che sono stati indicati i comuni che hanno avuto i danni, ma viene mantenuto aperto perché non è ancora chiuso lo stato di allertamento meteo, anche se per la giornata di oggi ci attendiamo dei fenomeni meno intensi rispetto ai giorni scorsi. In modo particolare per ieri era stata prevista la situazione peggiore, che si è verificata in modo particolare nella zona di Castelfranco, dove c'è evidenziato il cerchietto rosso. Queste sono le precipitazioni nell'arco delle 24 ore, e in modo particolare a Castelfranco Veneto si sono registrati 131 mm di pioggia nelle 24 ore, ma 78 mm in 2 ore e addirittura 48 mm in un'unica ora ieri sera verso le 7 del tardo pomeriggio. Questo ha messo in crisi il corso d'acqua che si chiama Avenale, che attraversa quasi il centro, insomma, diciamo, di Castelfranco, passa di fianco all'ospedale e alla casa di riposo, che sono state messe in sicurezza sia l'ospedale che la casa di riposo grazie all'intervento tempestivo del sistema di protezione civile, però è esondato nonostante i bacini di laminazione gestiti dal consorzio di bonifica a monte. Ce ne sono due, una proprio sulla Venale a Castello di Godego da 150.000 metri cubi invasabili, uno invece a Riese su un affluente della Venale che è il Brenton, e questo è da 500.000 metri cubi. Entrambi si sono rapidamente riempiti e quindi la Venale è esondato in centro a Castelfranco. Ovviamente questo preoccupava parecchio, non solo per quello che è avvenuto, ma anche perché la Venale a sua volta è un affluente del Muson dei Sassi, e il Muson dei Sassi si è particolarmente ingrossato e ha attraversato Castelfranco con un livello di 3 metri, quindi ha superato anche il terzo livello di criticità, che è quello massimo, e quindi c'è la preoccupazione sulla parte più a valle, in modo particolare nei comuni di Loreggia e anche più a valle a Campo d'Arsego, in modo particolare dove compie una curva abbastanza importante e dove anche in passato ci sono stati dei problemi, e poi dopo anche a Campo San Piero. È stato allertato immediatamente tutto il sistema, sono intervenuti anche volontari da altre province, anche dalla provincia di Vicenza, e questo ha fatto sì che la piena sia transitata questa notte senza creare esondazioni.